Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una pensionata di 72 anni è stata truffata a Biancavilla da una banda criminale. Le avevano fatto credere che la nipote avesse causato un incidente e che lei avrebbe dovuto pagare i danni. Sono in corso le attività per risalire all'identità dei coinvolti. I carabinieri di Catania hanno fatto irruzione in una villetta di Vaccarizzo, base di armi e munizioni da parte di un gruppo di giovani, tra cui un minorenne. Dalle perquisizioni sono state trovate 3 pistole e dosi di marijuana. 2 soggetti sono stati sorpresi durante una battuta di caccia a Pagliare in provincia di Messina senza autorizzazione. Sottoposti a un controllo di polizia, detenevano illegalmente 2 fucili, un coltello di genere vietato e oltre 250 cartucce. Disagi per i pazienti oncologici in cura all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove operare è solo un medico che esercita anche la funzione di primario. Sono saltate così 18 chemioterapie e almeno 15 visite ambulatoriali programmate. Nessuna allerta meteo per Santa Lucia in Sicilia, l'ultimo bollettino della Protezione Civile regionale lascia ben sperare per il 13 dicembre. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 25 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.